è il marito Pravi della człowiek coordinatrice założy allenatrice sadło. dei ragazzi e delle ragazze che sono ospiti a Oderzo, ha avuto il marito chiamato al fronte ieri e non si è più sentita di partecipare a questo avvenimento. L'abbiamo sospeso, non annullato, ma sospeso in attesa che gli avvenimenti ci aiutino. Una partita per la pace domenica mattina ore 9 agli impianti di Carasi a Padova, un evento che avrebbe visto affrontarsi in amichevoli di pallavolo, ginnastica e calcio a 5 atleti veneti ucraini ospitati da diverse società sportive e russi residenti in Veneto e iscritti regolarmente alle società sportive. Ma l'evento è stato sospeso. Voleva riunire delegazioni, il sentimento comune, quello dei valori dello sport, ma questa mattina la notizia. La realtà è che gli avvenimenti vanno anche oltre quello che noi auspichiamo, desideriamo. Chiaramente i ragazzi sono qui, le ragazze sono qui, qua, molte sono ragazze, li stiamo aiutando in tutti i modi, ma la loro mente è dall'altra parte. Società sportive e istituzioni che hanno accolto. Oltre alle 16 atlete ospitate ad Oderzo, 11 ginnaste sono a Padova, 13 atleti a Bussolengo, l'Asiago Calcio ha accolto calciatori ucraini e così l'Hockey Asiago. A San Martino di Lupari la pallacanestro femminile ha aperto le porte alle colleghe del volley, mentre la Dinamo di Feltre sta ospitando diversi giovani calciatori. Dal punto di vista dei tesseramenti, delle assicurazioni, delle visite mediche sono state tutte favorite e tutti i ragazzi sono già inseriti fattivamente e organizzativamente nelle realtà che li ospitano, giocano, si divertono e in qualche modo hanno una parentesi di pace all'interno della tragedia che hanno a casa.